Da gennaio a giugno è già possibile tratteggiare un primo bilancio del primo semestre per il turismo in laguna e nei primi 4 mesi, fino ad aprile, il centro storico è salito ancora come presenze, mentre flessione in terraferma anche nel numero di permanenza degli ospiti, ma nel complesso i dati sono buoni. Un anno davvero positivo, per quanto il primo quadrimestre, cioè da gennaio ad aprile, abbiamo avuto dei dati un pochino contrastanti ma sicuramente positivi, dove abbiamo visto una forte crescita per quanto riguarda il centro storico di Venezia, dove abbiamo avuto un incremento a 2 cifre, e lo stesso anche il Lido, nonostante la biennale rispetto al 2024, che per noi è l'anno di riferimento, sia arrivata un pochino dopo. E tuttavia vediamo un rallentamento per quanto riguarda la terraferma, dove registriamo purtroppo un dato negativo anche nel pernottamento medio, perché abbiamo un calo che arriva addirittura al 12% per quanto riguarda le presenze ed è circa il 9,6% per quanto riguarda gli arrivi, con un pernottamento medio che va a 1,87. L'Associazione Veneziana Albergatori, guidata dal suo presidente Antonio Venello e dal direttore Daniele Minotto, punta a mantenere lo stesso ritmo del 2024, anno record del turismo in città. Maggio e giugno vede una crescita anche per quanto riguarda la terraferma, quindi siamo fiduciosi che il 2026 sarà un anno molto positivo, con numeri allineati a quello che è stato l'anno record del 2024. La ricerca è per una qualità sempre più alta delle strutture alberghiere. 466 alberghi nel comune di Venezia e stiamo raggiungendo le 50 unità a 5 stelle. In questo momento sono 43, ma dobbiamo dire davvero che stiamo arrivando a un livello davvero importante. Sono concentrati prevalentemente nel centro storico, come anche le strutture a 4 stelle, che sono quelle che comunque stanno facendo molto la differenza, nonostante una riduzione di posti letto, ma i numeri stanno premiando, quindi la scelta della qualità nella città di Venezia è diventata un elemento fondamentale.